Salve a tutti e benvenuti al podcast del Cactus. Io sono Benny, ragazzi. E come sempre, cari ascoltatori, io sono il buon Sonny. Buon, non lo so, questa cosa la lasciamo dire a te, caro Benny. Ma io dico buon a tutti, quindi in realtà non vale nulla questo buon, caro Sonny, non vale nulla. Come stai, caro Benny? Tutto a posto? Bene, bene, anche se sto morendo di fame perché oggi ho ricominciato con il mio regime alimentare Super Zenith e infatti oggi parleremo di cibo, di sgarri, di cucina siciliana, proprio per motivarmi ancora di più, quindi ottimo, veramente. Esatto, e questa diciamo che è la puntata più sbagliata nella tua condizione, no? Cioè Sì, nella condizione di passare, no? Ad alimentarti, diciamo nei nostri ascoltatori quello a che fai. panettone e pistacchio praticamente. No, la tua alimentazione odierna, dopo quando Vabbè, c'è questo stato il momento Natale sarà, in questo caso però. sì, sarà carota, pomodorini e limoni, classico, giusto? Diciamo nella fase depurativa, dici sì, assolutamente. Esatto, nella fase depurativa. Ma, caro Benny, insomma, oggi di che cosa parliamo? Vuoi introdurre tu o lo faccio Allora, io? io l'ho già detto, parleremo di cibo, questo è chiaro, però noi siamo di Palermo, ragazzi, questa è una cosa che non abbiamo mai nascosto e anche volendo sarebbe impossibile farlo. Oggi parleremo di Catania, caro Sonny, del cibo catanese, che è una specialità culinaria, gastronomica della nostra isola, che comunque è abbastanza particolare e unica, appunto. E io ho scoperto grazie a te, in qualche modo, perché tu, essendo molto affiliato con il popolo catanese, hai sempre avuto questi contatti con quella zona lì della Sicilia, che noi guardiamo sempre da lontano come la terra delle meraviglie, possiamo dire, no? Cioè, per certi aspetti noi palermitani consideriamo Catania come il fratellino che ce l'ha fatta, ok? Esatto. Cioè, nel senso, è la vera Italia. Io posso dire che oggi la Sicilia è conosciuta, ragazzi, lo dico da palermitano, è conosciuta grazie a Catania, la Sicilia, nel resto d'Italia, forse anche addirittura anche nel mondo. Basti guardare anche i personaggi pubblici, cioè c'è una percentuale altissima di catanesi che hanno avuto quel plus, no? Quel quid, esatto, che li ha portati al successo in tanti campi. Ad esempio, ragazzi, abbiamo intervistato chiaramente il creatore di Food, no? Esatto, che comunque è un fiore all'occhiello in quella che è anche la visione della ristorazione moderna. Ristorazione intesa ovviamente come... Cioè, ragazzi, lui ci ha raccontato, e quindi ragazzi vi invito a recuperare questa puntata sempre al podcast del Cactus, chiaramente, ci ha raccontato di come fa formazione ai suoi dipendenti attraverso tipo app innovative, cose assurde, ragazzi, cose che io sinceramente non avevo mai visto, evidentemente anche perché non lavoro in quest'ambito della ristorazione, però mi ha dato un'impressione... no? Veramente no, assolutamente no. Io mangio e basta. Mi ha dato un'impressione veramente positiva. Però, Sonny, secondo me ci stiamo dilungando troppo. La nostra ospite è lì che freme. Quindi, allora, Sonny, io lascio la parola a te. Allora ci penso io, cari ascoltatori. Quante volte, no? Vi trovate in quella condizione pomeridiana e dite, stasera voglio uscire. Ecco, è una cosa un po' distopica perché attualmente non si può fare, però, diciamo, consideriamo una condizione normale. Dove vado a mangiare? Voglio un posto nuovo, voglio però capire cosa vado un po' a trovare, ecco. E che cosa c'è, ragazzi? C'è la possibilità di trovare dei profili Instagram, come quello della nostra ospite che stiamo per presentare, che vi possono indirizzare con dei consigli, soprattutto con un contributo visivo a quello che potrebbe essere il vostro pasto serale, pomeridiano o, che so, un pranzo. E quindi, bando alle ciance, Virginia, dacci le tue specifiche. Ciao Virginia. Ciao ragazzi, dunque mi presento, io sono Virginia, ho ideato la pagina Best Food in Catania, ho 28 anni e nella vita faccio anche l'avvocato, ho studiato una vita giurisprudenza, mi sono abilitata 2 mesetti fa e diciamo per passione ho deciso di aprire questa pagina un paio di anni fa per cercare di condividere con tutti l'amore per il cibo. Ecco Virginia, già qui abbiamo trovato dei punti di contatto, cara Virginia, sì, perché il primo punto di contatto, io condivido con te la tua professione, cara Virginia, cosa che non sapevo, quindi siamo colleghi, ottimo. Evidentemente condividiamo anche la passione per il cibo, visto che comunque
tu nel briefing ci spiegavi che effettivamente questo per te è diventato un lavoro, possiamo dire a tutti gli effetti, però inizialmente era nato come una, diciamo, una passione da condividere con gli altri. Ora, ragazzi, il cibo, Esattamente. obiettivamente il cibo, ragazzi, è il punto di congiunzione delle culture, delle amicizie, di qualsiasi ambito, diciamo, sociale. Quindi effettivamente, ragazzi, la buona Virginia, e qui ovviamente buona in senso vero questa volta, perché ovviamente mi era un po' tradito all'inizio, ci ha visto lungo secondo me, quindi io voglio sapere proprio com'è nata questa idea di questo progetto, cara Virginia. Allora, l'idea è nata così. Io sono fidanzata da circa 7 anni e mezzo e col mio fidanzato da 7 anni e mezzo, lo dico proprio, e voi non mi crederete, ma è così, non ho mai cenato a casa. Nel senso che lo so che sembra assurdo, No, però ma me lo- io ci credo perché, ragazzi, se voi andate a vedere le storie di Virginia, ecco, quando era possibile, tu sei sempre fuori, sempre. Sì, allora diciamo che siccome ho passato una vita e continuo a studiare perché ora mi sto preparando per il concorso in magistratura che ahimè è stato spostato per il Covid, ho passato una vita a studiare, l'uscita serale è sempre stata il mio svago quotidiano e anche un modo per poi condividere questa passione che abbiamo in comune col mio fidanzato, anche se non si capisce come lui pesa 30 kg. È fortunato. Non si capisce, porca miseria, un odio che nasce dentro di me ogni volta che non prende nemmeno un etto. Pensate che noi andiamo in crociera, io prendo 5-6 kg e lui li perde. Allora, Non si innanzitutto, capisce. aspetta, innanzitutto come si chiama il tuo fidanzato? Così lo salutiamo pure. Si chiama Sam, è un nome un po' strano perché è un insieme Salvatore Ermanno Maria insieme Sam. Vabbè, Sam, Certo, ragazzi, un guarda- nome tolkieniano, tra l'altro, quindi Esatto, spettacolare. ragazzi, guardate, è un po' come il Sonny, perché io mi chiamo Santino, ovviamente un bambino, no? Un pargoletto, chiamato Santino, un nome così antico, ok, Sonny, Benny è la stessa cosa. quindi Esatto, ci io mi sta. chiamo Bernardo, quindi è proprio assurdo. Esatto. Ma comunque, guarda, io credo che il tuo fidanzato mangi lentamente. Secondo me ha questo segreto lui, può essere? Ma io ci ho provato, ve lo giuro che ci ho provato e non mi è riuscita nemmeno questa, quindi allora se riesco a scoprire il suo segreto, a meno che non abbia un verme solitario all'interno, vi giuro che ve lo confesso. Esatto. Allora, e quindi stai dicendo, avete sempre avuto questa passione, insomma. Esatto, quindi siamo andati sempre a cena fuori, tra l'altro mai, quasi mai, ovviamente negli stessi locali, perché io da sempre ho amato scoprire locali nuovi, soprattutto perché Catania, ma in generale tutta la Sicilia, è ricchissima di locali, di format studiati all'interno dei locali per cercare di rendere il proprio locale unico e quindi abbiamo sempre cercato queste novità, proprio partivamo anche la sera, che ne so, andando a Ortigia, andando nelle altre zone della Sicilia, partendo magari di pomeriggio per andare a provare locali nuovi. E da qui, circa 2 anni e mezzo, 3 anni fa, abbiamo pensato, potrei, visto che io sono sempre stata una persona social sulla mia vita, diciamo che io ho sempre amato i viaggi, infatti ho anche una pagina sui viaggi nella quale condivido anche le mie esperienze di viaggio e quindi ho pensato posso condividere su larga scala il mio amore per il cibo e dare consigli non solo alla mia cerchia ristretta di amici ma a più persone. Così è nato Best Food in Catania. Cioè, praticamente, scusami, Virginia, tu fai tutto quello che ogni essere umano su questa terra desidera fare, cioè praticamente viaggiare e mangiare. Cioè, ragazzi, di che stiamo parlando? Cioè, è la vita Esatto, dei e sogni, infatti è io la non ti vita dei miei nego. sogni, ragazzi, scusate, lo posso dire questo. Cioè, è La vita un'invidia, perfetta non è così. non è un'invidia, così. un'invidia pazzesca. Dicevi Sonny, scusa? Sonny? Sonny è scomparso, come al solito è latitante, ma continuo io il discorso. Beh, in fondo io credo che una componente importante in questa pagina sia la vista, ovviamente, no? Perché è una cosa che abbiamo sempre detto. In una intervista che abbiamo ascoltato di Gio Bastianic, lui diceva questo: in fondo Masterchef funziona perché noi giudici a volte siamo costretti a rinunciare alla valutazione del gusto rispetto alla vista, che deve essere sempre considerata primigenia. Per quale motivo, cari ragazzi? Per il semplice fatto che ovviamente uno spettatore da casa
deve riuscire a sbavare, nel senso che deve creare quella salivazione, no? Che gli permette proprio di desiderare tantissimo quel piatto, no? Chiaramente tutto coadiuvato dall'impiattamento, dalla presentazione e tutto il resto, però effettivamente ragazzi la vista gioca un ruolo fondamentale. Sei d'accordo da questo punto di vista, cara Virginia? Allora, sicuramente le immagini sono importanti nel mio profilo, però cerco sempre di non fermarmi all'apparenza, ma di fare vedere proprio i dettagli alle persone che mi seguono. Quindi che ne so, abbiamo una pizza, allora io la taglio e faccio vedere pure l'interno. Insomma, cerco sempre di far rivivere alle persone, che ovviamente hanno come unico mezzo il telefonino tramite il quale mi guardano, la realtà che io sto vivendo in quel momento. Infatti io dico sempre... Io dico sempre vi porto con me nei locali, perché io non mi fermo soltanto alla foto, ma punto tutto sulle storie, perché poi il mio profilo è principalmente di storie. Molti miei amici mi dicono scusami, ma facendo tu 100 storie mi capita di skipparle. Vi perdono se skippate le mie storie, perché sono una logorroica del cavolo da sempre, e quindi per cercare di fare vedere a 360 gradi il locale a volte mi dilungo, perché magari faccio vedere il menù, faccio vedere il piatto nel dettaglio, faccio vedere la location in tutti i suoi angoli. Insomma, cerco sempre di preparare le persone a tutto quello che le aspetta nel momento in cui dovessero decidere di andare al locale. Infatti, e qui subito si parte con il racconto, le mie chicche. Questa cosa che hai detto, Virginia, è fondamentale, perché caro Benny, in effetti rispetto a tanti altri a tante altre pagine che anche su Facebook cercano di fare questo, in realtà c'è una forte parte video, se così possiamo dire, e diversamente da molte altre dove tu, per esempio, che so, hai le foto del pranzo, magari qualche recensione sotto scritto il prezzo. In questo caso tu proprio puoi vedere, perché lei fa questa cosa, e ora vi racconto come l'ho conosciuta anche, la cara Virginia. E lei proprio parte dalla descrizione del locale, che per me ovviamente personalmente, quindi ripetizione inutile, è fondamentale quando vado in un posto. Cioè io quando entro in un posto gradevole, ben curato, ben arredato, ho questa fissa, no, dell'arredamento, di guardare i particolari, già sono tranquillo, sono contento. Quindi sei cunottato, per utilizzare un termine catanese. Esatto. Quindi come l'ho conosciuta? Praticamente quella sera io e Giulia, siamo andati a mangiare in questo locale buonissimo di Catania che si chiama Ioi. A un certo punto vedo entrare questa ragazza col telefonino, no? Che praticamente sta facendo queste storie che vi ho appena descritto, no? Probabilmente ci siete anche voi nelle mie storie. Ma noi infatti per questo, perché siamo spuntati, cioè, cosa è successo? Praticamente. Ma quanto tempo fa è successo? Scusami, quanto tempo fa? È successo, te lo dico subito, a settembre. A settembre, sì. Il 20 settembre è successo. E quindi cosa succede? Io ero lì, quando poi l'indomani sono andato a vedere le storie di Ioi per vedere comunque i piatti, comunque posto incredibile, ho visto appunto che c'erano le storie di Virginia. Giro e mi becco lì, no, che stavo mangiando con Giulia, e quindi ho incominciato a seguire anche lei, perché ho detto vediamo cosa fa. E ho visto che comunque recensiva tutti i posti possibili e immaginabili, perché la cara Virginia non solo, cioè tu praticamente recensisci, comunque fai vedere sia diciamo locali che fanno il cosiddetto food porn, e ora parliamo del food porn, sia locali gourmet, comunque tutti i tipi. Esatto. Cioè non c'è una categoria ben precisa, ecco, giusto? No, non c'è una categoria ben precisa, perché io penso che poi ciascuno di noi, anche se magari ha un settore che lo attira di più, ad esempio io posso preferire andare nei locali gourmet, tu puoi preferire andare a gustare street food, poi capita comunque che nel giro di 3-4 uscite comunque hai voglia di cambiare tipo di locale, e quindi Esatto. secondo me l'importante è che tu non fai vedere soltanto il piatto in sé, ma gli dai il prezzo alle persone, gli dici che locale è, in modo che la gente non ha una sorpresa nel momento in cui arriva al locale, magari ha visto un bel panino e poi si accorge che è un locale gourmet e quel panino gli costa 50 euro.
Esatto. No, a me vi giuro che io ho iniziato a fare questo perché a me è capitato di rimanerci malissimo perché avevo visto la storia di una pagina che aveva pubblicato un panino super food porn col pistacchio, la burrata che colava, pazzesco. Sì. Ho detto che fidanzata andiamo a fare questa cena bestiale, io super felice, mi vesto elegante e tutto, alla fine era una bettola in mezzo alla strada, un locale minuscolo in cui non ci si poteva manco sedere. Ho detto no, questo è troppo, non ce la posso fare, e non potevo nemmeno dare la colpa alla pagina perché ovviamente la pagina ha fatto vedere soltanto il panino senza fare vedere il contorno, senza fare vedere l'ambiente, quindi poteva essere benissimo qualsiasi tipo di locale. Certo, Benny, ma tu per esempio a te piace, no? Questa cosa cioè, o te ne frega il Allora, te ne frega questa è una niente cosa che del posto abbiamo di dove stai detto, mangiando. sì, ho capito cosa vuoi dire, questa è una cosa che abbiamo detto anche altre volte, perché tu parli sempre di esperienza, caro Sonny, cioè Sì, tu quando vai a esatto. mangiare fuori vuoi non soltanto gustare un buon cibo, vuoi proprio goderti appieno tutta l'esperienza che c'è attorno. Esatto. Un po' il paragone secondo me è come con il cinema, no? Cioè, alla fine il film a casa te lo puoi vedere, Il Padrino, però se hai avuto l'occasione di vederlo al cinema con È tutto un'altra quello che ne cosa. consegue, ok? Hai chiaramente vissuto quel momento, quell'esperienza L'esperienza. con praticamente Esatto. una eccitazione sensoriale ai massimi livelli. Quindi io, Esatto, come ben esatto. sai, sono molto più rozzo da questo punto di vista, perché Esatto, per questo te l'ho e da chiesto. qui io voglio poi chiedere proprio questa domanda molto secca alla cara Virginia, che probabilmente non ti avrà mai fatto nessuno nelle varie, diciamo, chiacchierate che avrai avuto anche in altre, non so, chiacchierate del genere come quella che stiamo facendo adesso. Sì. Però effettivamente io ho bisogno di godermi il cibo anche in modo individuale, da solo, nella mia caverna, seminudo, no? Cioè, Che schifo. con le mani. Voglio proprio godermi l'esperienza del cibo, proprio tornando alle origini, alla storia dell'uomo, alla Ma questa nascita non è una della cosa civiltà. normale. Lo Ma so, questa non è lo una cosa so. normale. Quindi io non sono proprio la persona ideale da questo punto di vista, cioè io faccio finta di essere quello sofisticato, no? Giacca e cravatta fighettino, che se ne va al ristorante a mangiare, però poi alla fine Sonny, questa cosa dura 5 minuti, perché lo sai che quando vado a mangiare il sushi, per dire, arrivo veramente a farmi schifiare dai Dal proprietari, locale. dai buoni proprietari. Quindi ecco Esatto. Virginia, volevo chiederti proprio questo, ma tu hai questi momenti di, diciamo, atteggiamento selvaggio nei confronti del cibo, proprio levando questa etichetta e questa maschera di benevolenza che vogliamo dare, ecco, al cibo. Ci sono questi momenti, certo. esatto, secondo me ci Certo devono che io ce essere. l'ho. Innanzitutto, soprattutto quest'anno è capitato tantissime volte, magari andando ovviamente a cena nei locali, io facevo anche video durante la mia cena e quindi mentre assaggiavo i piatti e tutto eccetera. Invece ora ho impostato la cosa in modo diverso, io presento il locale, faccio vedere quello che mi arriva a casa e dopodiché dopo cena mi faccio risentire per raccontare la mia esperienza. Capita spesso che io finisco il video e tutto eccetera e poi diciamo che ne so, mi metto in pigiama, mi metto comoda, mi strucco, ma perché è normale, perché ci sono sia dei momenti in cui uno li deve gustare in modo, appunto, l'esperienza locale, l'esperienza una cena particolare, elegante e tutto, e poi ci sono anche momenti in cui il cibo va gustato nella propria privacy, nella propria individualità, certo Esatto. che ci sono. Esatto, E però- poi tra l'altro volevo dire che io sembra assurdo, ma non faccio vedere tutto quello che mangio, nel senso che mangio di più di quello che voi vedete. Ma guarda, allora, Io non avevo dubbi comunque. io ragazzi, vi giuro che voi, allora, se avete un minimo di fame, voi non potete guardare la pagina Instagram di Virginia, ragazzi, perché è assurdo. Anche se io, ecco, ora ti voglio fare delle domande secche per poi fare altre domande secche, Ok. così a metà puntata. Allora, dolce o salato? Ok. Dolce. Non Ecco, l'avrei mai ecco. detto, non l'avrei detto. No, invece sì, perché tu hai una fortissima, tante Io storie sono guardo sul solamente dolce. il salato in quelle foto. Io No, me lo pure, dicono tutti perché mi dicono si capisce perché quando tu parli del dolce ti si illuminano gli occhi. Esatto, io, allora, attenzione, io il dolce lo necessito solamente durante pochissimi momenti delle mie giornate o delle mie giornate, però quando vedo quelle cose salate proprio mi sento male, cioè nel senso, potrei vivere senza dolce? Forse sì,
Ecco, questa è una cosa gravissima che sto dicendo, però non lo so, ragazzi, io davanti al salato non riesco completamente a controllarmi. Ma detto Per ciò, me è il contrario, per me è il contrario, anche perché non riesco mai a finire pure di mangiare senza un dolce, mai, ma proprio categorico. Anche quando mangio un'insalata perché sono a dieta ci deve essere il dolce. Tipo, la cosa semplice, ad Non sono esempio? mai a dieta, però era un No? esempio per dire. Ma ad esempio, scusami, nella tua vita quotidiana, cioè tu dici che in ogni pasto ci deve essere comunque un dolce, ma tipo ad esempio un biscotto, non so. ma con un biscotto. Io ho tantissime creme a casa diverse che mi hanno mandato varie aziende e quindi ultimamente dopo i pasti, quando magari io faccio vedere soltanto il salato, ovviamente non mi fermo lì, ma non è che ogni giorno posso fare vedere dolci che poi la gente Certo. pensa che sono un porco, cosa che probabilmente già pensa. Ma no! Ma comunque diciamo che mi sono comprata delle mini crepe al supermercato, scaldo queste mini crepe e No, metto le creme che sto assurdo. finendo a poco a poco. Sono piccole, non sono grandi, però ti danno diciamo, Quella quella parvenza di dolce, sì, esatto. sì, Allora, esatto. ma ti capisco quello che dici, perché mia nonna, e la nomino, ciao nonna, ciao cara nonna, mia nonna, ragazzi, ha veramente un rapporto patologico con lo zucchero, cioè lei si contenta, ragazzi, cioè, preferisce non mangiare niente a tavola, metti che sta un po' male di stomaco eccetera, fa no, tipo questo non lo mangio, tu ok, Sì, 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 Appena sì. spunta arrivato un al dolce, cannolo. ragazzi, arrivato al dolce succede l'inferno a tavola. Nonna, ma apriamo solo un Pandoro? No, proviamo anche l'altro. Ma no, non lo apriamo. E quindi io capisco questa cosa, ecco, quindi dolce. E poi te ne faccio un'altra gravissima, che io già mi sono espresso riguardo questa domanda, ecco. Voglio sapere poi cosa ne pensa anche Benny. Pizza o sushi? Allora, fino a 2 anni fa ti avrei risposto pizza perché il sushi non lo mangiavo completamente. Poi sono andata in Giappone, la mia vita è cambiata e quindi il sushi è diventato la dipendenza della mia vita. Non possono passare 3-4 giorni senza mangiare sushi e quindi ti dico sushi. Però scusami Virginia, aspetta, il confronto però è abbastanza particolare, nel senso che tu stai mettendo a paragone il sushi che hai mangiato in Giappone con quello che mangiamo qui in Sicilia, però. Un po' Sì, è particolare, però diciamo che il palato poi si abitua a questo tipo di sapore. Allora, io l'avevo mangiato in passato, però non mi era piaciuto completamente. In locali anche buoni di Catania, poi sono andata in Giappone, ho avuto questo mese di delusione in cui ho fatto il raffronto tra il sushi catanese e quello ovviamente Mamma giapponese. mia, sarà incredibile. Però dall'altro lato vi dico che poi comincia, ovviamente si dice più mangi sushi e più ne vuoi, perché più il tuo palato si abitua a questo sapore particolare più non ne puoi fare più a meno. Io credo ci sia qualcosa dentro il sushi che crea dipendenza, sono seria. Beh, la cocaina, è chiaro, c'è Veramente cocaina. non se ne può più fare a C'è meno. palesemente cocaina, secondo me. Ma Sì, ma qualsiasi cosa c'è. sicuro. Ma comunque invece Virginia, scusami, ma tu quando No, vai a aspetta, mangiare... Benny, aspetta, Vai, Benny, vai, ti lascio parlare. Tu vai. invece sushi o pizza? Chi io? Sì. Io, ragazzi, purtroppo io non me la sento di dire sushi, ragazzi. Io dico Allora, pizza. tu non lo dire. Io non me la facciamo, sento. Perché facciamo comunque così, per no? me la pizza è una valvola di sfogo, Ascoltami, ragazzi. Benny, È una cosa ascolta. molto più accessibile, ecco. Benny, Questa è la risposta. Benny, Scusami, ascoltami. no, aspetta. La differenza Ma sai non qual è sempre convenienza. Sì. La vita. No, per me è questa, perché allora, ragazzi, io voglio dire questa frase che mi devo fare tatuare nella schiena. Allora, pizza is like, no, scusami, sex is like pizza. When is good is good. When is bad is still good. Ragazzi, Perché perché la pizza è pure così, la pizza è sempre buona. ragazzi, la pizza alla fine, quella più schifosa, è sempre pizza, Non è ragazzi. vero, io ho assaggiato delle pizze indicibili E all'estero. me la che non mi mangio dico io, nemmeno. Virginia, allora me la sono mangio d'accordo io. con Virginia. Io sono d'accordo con Virginia proprio. Io la pizza, ragazzi vi dico sta cosa, praticamente l'ultimo anno a Palermo tutte le pizzerie del circondario della zona universitaria facevano queste pizze che avevano questa caratteristica. Arrivavano, le aprivi, sembrava la pizza napoletana della pizzeria più famosa del mondo, con un profumo soave. Passati 3 minuti diventava una porcheria. Mangiata significava nottata in bianco bevendo 3 litri d'acqua. L'indomani
non ve lo sto neanche a raccontare. Quindi io per un anno a Palermo ho preferito mangiare la pizza Cameo surgelata del supermercato. Vabbè, ovviamente, quindi non sono perché d'accordo forse con questa cosa. vabbè, chiaramente diciamo non è una cosa tipica, nel senso che hai beccato quella pizzeria, ma a Palermo ci sono tantissime pizzerie Sì, ma io spettacolari. vi sto dicendo pizzerie, zone universitarie che magari c'è Ah, un vabbè, altro, sì, un sì, altro sì, stile di chiaro, clientela. chiaro, Ci ho chiaro. detto, io lo dico anche per te, caro Benny. So che perderemo dei follower dopo questa cosa che sto dicendo, ma lo dico, l'ho detto anche l'altro giorno. Io dico sushi per il semplice fatto che se dovessi decidere tutta la vita di mangiare una cosa, mangiando tutta la vita pizza, muori. C'è stato uno che l'ha fatto, ragazzi. Ha fatto, mi sembra, un mese di mangiare pizza e si è sentito malissimo. Ci stavo proprio crepando. Invece il chiaro, sushi comunque è ti dà tutti i nutrienti che ti sì, servono, proteine, ragazzi, c'è tutto completo. comunque, assolutamente. Io comunque mangio la pizza 3 volte a settimana e sono viva e vegeta, però non scherzo. No, sì, però in quel caso quello mangiava solo questo, capisco, a pranzo e a cena di partecipazione, quindi ok. pazzo totale. No, invece Un'altra scusami, a cosa- proposito di sushi, volevo chiedere a Virginia, quando vai a mangiare appunto il sushi, innanzitutto tu preferisci, cioè la formula all you can eat, come la consideri, ecco, da questo punto di vista? Allora, la formula all you can eat secondo me è una buona idea soltanto a pranzo, nel senso che nel momento, infatti io sono andata pochissime volte È a cena vero, all you can è eat, vero. perché una volta che tu vai a cena, secondo me conviene non cafuttarsi di sushi all'infinito, ma pagare una cifra un po' più elevata e avere un'ottima qualità. Mentre a pranzo, siccome costa la metà, perché sappiamo che gli all you can eat a pranzo costano la metà o comunque quasi la metà, conviene perché tu a 15 euro puoi mangiarti quello che vuoi e magari poi hai tutto il giorno per digerirlo. Se invece lo mangi a cena, magari puoi andare proprio a ammazzarti direttamente. Sono d'accordo su esatto. questa Un'altra cosa. cosa fondamentale Sono è d'accordo. quella di pranzare praticamente con 15,19 € e ti fa anche da cena, perché poi io non ceno Esatto. dallo più quindi Allora, se ci pensi dividendi. io voglio raccontare una piccola cosa che però potrebbe compromettere, credo, No, non lo dire, non lo la dire. mia non lo vita, dire. forse. No, addirittura. non lo dire, Benny, non lo dire. So Allora, cosa stai vedendo. prima ti voglio- dico pri- solo Fujiyama, ti dico solo Fujiyama. Prima voglio giusto? non devi fare il nome, perché così quelli mi vengono a cercare. Allora Comunque, non lo possiamo più raccontare, basta. allora, no, invece voglio dire una cosa a Virginia a proposito sempre del sushi, cioè, ma a questo punto ti chiedo, ma tu quando vai a mangiare sushi prendi anche altre cose? Che io cosa intendo? Cioè, il cosiddetto cibo dalla cucina, cioè non dal sushi maker, no? Esatto, dal bancone. Dal bancone. Assolutamente no. Come no? Assolutamente Quindi il ramen non lo no. prendi mai, il ramen? No, perché il ramen vado a prenderlo una volta nel miglior ristorante di sushi a Catania, secondo me ovviamente, non mi è piaciuto e quindi ho deciso di non prenderlo più perché al Giappone mi era piaciuto, attenzione, Ah, certo, ma ho ovvio. ho deciso di non prenderlo più perché Benny. quando vado a mangiare sushi voglio proprio sushi, non voglio nient'altro. Benny, io sono pienamente d'accordo con Virginia. Io pure quando vado mangio solo sushi ai livelli proprio estremi di questa Ma Ragazzi, cosa. perché riempirsi con altre cose? Che già il Benny, sushi è benissimo. esatto Virginia, io sono arrivato ai livelli che schippo pure tutto ciò che c'è. Io prendo solo sushi quello puro, non gli metto neanche la Philadelphia, neanche quelli fritti, proprio voglio solo per quelli non proprio in pietra. distruggere, per non distruggere il sapore. Esatto, perché sono arrivato a questo livello. Invece il buon Benny, tu lo guardi, cioè quando andiamo all'All You Can Eat, cosa succede? Io prendo i pezzi, lui alla fine è tipo ok, Benny, ma questo lo vuoi? No, cioè non vuole nulla tra tutte le cose E che poi prendiamo. prende i tuoi. No, poi lui prende e incomincia 164, 165, 160, che sono tutti quelli fritti, tutti. Allora, Più devi ramen. sapere una cosa, soprattutto il ramen, io ne dai. prendo almeno 2 a volta, no? Perché, Esatto, allora Virginia, esatto. spieghiamo questa cosa, forse magari ancora non si è capito, ma io sono praticamente il motivo Fuori di testa. che potrebbe portare al fallimento di questa formula all you can eat, cioè praticamente con me questo giochetto del ok, facciamo prezzo fisso, la gente mangia quanto vuole perché tanto comunque ci guadagniamo lo stesso, con me non funziona mai, capisci? Cioè quando io entro in questi ristoranti giapponesi, cinesi o diciamo di queste regioni del mondo, loro si preoccupano, tu vedi della sudorazione che comincia a fuoriesce dalle loro tempie, quindi comunque c'è un allarme a Palermo da C'è questo punto stata di una vista. volta. Posso farti una domanda al volo io? Sì,
Ti è capitato di lasciare delle cose per paura di pagarle, infilartele da qualche parte? Cioè, non Virginia, magari effettivamente no, perché io, Sì, ma involontariamente sì. Cioè, io sono tipo lo cioè, è successo, spazzino, ma non capito? per- Lo spazzino degli altri tavoli. No, non è vero, gli altri tavoli no. Però posso dire una cosa, diciamo che l'utilizzo, diciamo lo spostamento del cibo in più in altre parti, tipo borsa, è avvenuto, ma non per paura di non È pagare. venuto a te, Sony, ma perché non c'ero io, Sony, se ti ricordi. No, non hai capito. Sto raccontando velatamente di quando questo cibo è andato a finire in una borsa. Ah, ok. Ma non per mancanza di cibo, comunque, dico di fame. Il Allora, Caromelli- ragazzi, aspetta, io voglio dare questo trucchetto, cioè, un po' velato, ok? Allora, ragazzi, quando andate a mangiare sushi, portatevi con voi Niente, un sacchetto con cui siete andati a fare shopping di vestiti, che sono sì, è nato oggi, io lo faccio da quando mangio sushi. Ragazzi, scusa, aspetta, ma cosa fai tu? Scusami, perché tu ti stai compromettendo, cara Virginia, Non adesso. sempre, non sempre. Ma cosa, no, cosa non sempre? riesco. Ma uno, Cosa ma magari sempre? uno. Ma che cosa? Di No, che stiamo ragazzi, mi parlando? capita sempre, ve lo giuro. Infatti, tutte le mie amiche mi prendono in giro. Capita sempre che quando vado allo Lukenit a pranzo ordiniamo più di quello che riusciamo a ingerire. E quindi No. io vado sempre con borse vecchissime o sacchetti da casa. Perché Brava. nel caso in cui dovesse avanzare, ma secondo voi io vado a Aspetta, pagare aspetta. 60 euro No, ma perché Ma per Virginia- avanzano mancanza di fame. Virginia, mi Cioè, sa che perché tu non hai riesci magari a frainteso. mangiare. No, aspetta, vedi che Virginia ha frainteso, secondo me. Non l'ha capito bene, secondo me. La cosa più grave Noi Virginia, stiamo è che parlando di il buon- un'altra cosa ancora più grave, Virginia. che il buon Benny ha fatto. Noi stiamo Ecco parlando la cosa. di, allora, sempre questo sacchetto che ritorna, ok? Però dentro il sacchetto, allora, nel top del sacchetto tu trovi tipo una sciarpa pallottolata, che è l'acquisto, tra virgolette, che tu hai fatto in questo, non so, da Zara, Sì. da Zara, ok? Sì. Al di sotto di questa sciarpa, che serve da copertura, tu che cosa trovi? Trovi i contenitori. Ci credo. Salva freschezza, Livello salva pro, livello Tupperware! Comunque tu sei fuori di testa, Benny. Anzi, no, c'è stato un momento che l'hai messa nella valigetta d'avvocato. Troppo Sì, è grave. vero, è vero. Assolutamente. comunque, Mamma mia, è vero, li ho messi lì. In Incredibile. verticale, infatti poi sono caduto uno Ragazzi, ma sopra scusati, l'altro. ma quanto è bello poi tornare a casa dopo che ti passa quella fase proprio di tappo che ti ha dato il sushi. La sera dici, però ci starebbe un altro Quel po'. pezzo lo volevo, Quel pezzo capito? lo Lo volevo volevo, ma mangiare. perché non l'ho preso? Ragazzi, te lo ritrovi Ed è a lì. casa. Ed è lì. non ho parole. Cioè tu praticamente fai pranzo e cena con 12 euro. Cioè, Certo, certo, Sì, però certo. ragazzi, non lo diciamo questa cosa in giro, mi raccomando. no, non ci sta ascoltando nessuno. infatti. Nessuno, ma comunque questa cosa, ragazzi, è un pura goliardia, Ma insomma. sì, così, ma ragazzi. certo. Voglio fare un'altra domanda a Virginia, perché, cara Virginia, noi dobbiamo dire ai nostri ascoltatori che tu comunque non hai operato, comunque non operi solo nella zona di Catania, ma ho visto che hai fatto delle trasferte anche a Palermo e anche a Napoli. Ecco, Tu raccontaci pensa che un po'. avevamo organizzato anche un viaggio perché uno dei miei più cari amici ha un'agenzia di viaggi a Catania, Officina del Viaggio, e avevamo organizzato un weekend appunto con i miei follower, con quelli che volevano aderire, per cui con 99 euro riuscivamo a fare entrare sia le notti nel B&B sia le cene nei ristoranti, in modo da fargli vivere l'esperienza da food blogger a Palermo. Poi però giustamente ci hanno chiuso e quindi l'abbiamo dovuta rimandare non si sa quando. Mentre a Napoli, Sì, stavo riassumendo un po', Sì. a Napoli è successo che con una mia amica che fa la fashion blogger abbiamo organizzato un weekend così last minute e abbiamo cercato di riassumere in quei pochi giorni che siamo stati lì i locali secondo noi migliori di Napoli. Noi siamo andati tantissime volte a Napoli e quindi era anche un modo per condividere, considerando che Napoli è una delle mete che comunque noi tutti almeno una volta nella vita abbiamo fatto o faremo. Esatto, vedi è un modo Napoli per e poi dare dei muori. consigli anche, esatto, però grazie a Dio non siamo morti. Esatto.
un modo per dare consigli in vista di un futuro viaggio ai ragazzi che magari mi seguono e che volevano dei consigli anche per fuori Catania. E quindi ti voglio fare subito la fatidica domanda, cara, perché io sono stato così di sfuggita, ho preso, perché stavo tornando all'Abruzzo, insomma abbiamo preso il traghetto e quindi ho preso una margherita al volo lì vicino al Piazza del Plebiscito, però nulla di che. E ho visto che sei andata da Sorbillo ed è stato fighissimo come ti hanno portato la pizza fritta portata alla... Che praticamente, diciamolo, cari ascoltatori, arriva sto signore con una sorta di porta pizza proprio al collo, al tavolo, apre sto panaro, tipo un paniere, una cosa del genere, e dentro c'è sta pizza fritta avvolta in della carta assorbente, quindi incredibile. Bellissimo, pensa che quel giorno ho mangiato 3 pizze, non sto scherzando, talmente era l'emozione di provare quelle pizze così particolari, così migliori rispetto alle nostre, perché esatto. Lo devo dire, esatto, sono così. migliori e quindi Ma scusami, ma Virginia, ma quando vieni a Palermo io ti voglio vedere mangiare dal vivo e voglio che tu vedi me mangiare dal vivo soprattutto, ecco. va bene, diamoci appuntamento. Io a Palermo ho segnato un bel po' di posti che voglio dove voglio andare E magari ti possiamo fare anche dei Cicerone, perché comunque io ci ho vissuto 6 anni, insomma, e ne abbiamo girati, quindi scoprire qualche cosa, perché anche a Palermo, ragazzi, c'è una cultura culinaria incredibile, sia soprattutto dello street food, ma ultimamente anche della cucina gourmet, insomma, si trova veramente... Si mangia benissimo, anche a Pericena pacchetti ho fatto, perché io ho fatto la scuola di specializzazione per prendere la specializzazione nelle professioni legali a Palermo per 2 anni e quindi nei miei viaggi ovviamente il giorno prima, il giorno dopo la prova, secondo te non andavo a consolarmi? Ovvio, è normale. Nei locali è normale. Ma Virginia, ma qual è stata secondo te la pizza più buona io siccome devo ritornare a Napoli, ecco, se tu mi devi dire secondo te dov'è che devo andare per forza, e questo consiglio è anche per tutti. Allora, per forza per la pizza, secondo me sì, da Gino Sorbillo, perché io ne ho provate tante, ma io poi quando ti dico anche il prodotto migliore, ti dico anche a livello di qualità-prezzo, nel senso che veramente non costa niente, trovi una margherita a 4 euro, quando lui potrebbe benissimo venderla a 12 e la gente farebbe la fila comunque per prenderla. Considera che lui ha ristoranti anche a Dubai, a Tokyo, ma non si è montato la testa. Io l'ho incontrato lì, è proprio una persona normalissima. E invece se vuoi mangiare un buon pesce ti consiglio sicuramente alla Figlia du Marinaru, che è un locale pazzesco di Napoli dove fanno del pesce freschissimo e lei è un personaggio. Se voi seguite la sua pagina Instagram ti parla in napoletano stretto e ti spiega i piatti in un modo che veramente ti viene di mangiarli soltanto a guardarli. E anche questo significa, ragazzi, esperienza. C'è il personaggio che ti accoglie, il protagonista del locale, il proprietario, eccetera. È fondamentale, ragazzi. Io voglio che il cameriere sia gentile, tutto deve essere perfetto, se no succede nella mia testa, io sono uno di quelli che se per esempio durante una cena qualcosa va storto di grave, io mi appizzo la cena, non è che dico me ne frego, io non sono così invece, per niente. Io ci sto male, mi incazzo, capisci? È proprio un malessere, perché io sono molto più tollerante, perché riesco anche a immedesimarmi proprio su questo tipo di lavoro, cioè fare l'imprenditore nell'ambito della ristorazione, ragazzi, è una cosa veramente complicata, ragazzi. Voi non vi rendete conto di quanto sia difficile, ragazzi, c'è un lavoro dietro pazzesco, a volte neanche così valorizzato, perché chiaramente ci sono delle spese altissime che noi non neanche sogniamo, ragazzi, è veramente qualcosa di lontano da quello che può essere un lavoro normale. In generale, però attenzione, io non dico di lamentarsi. Allora, io ovviamente come pagina di food ricevo tantissime critiche a dei locali, ovviamente la gente mi racconta la sua esperienza sia positiva che a volte negativa e io riferisco sempre ai locali, perché voglio che loro sappiano e voglio anche vedere come loro reagiscono. Io non parlo del fatto che sia normale lamentarsi su un ritardo di mezz'ora della pizza oppure su cose che si sa possono succedere. Sì. Io parlo che a volte ci sono dei locali che veramente hanno un modo di approcciarsi al cliente e proprio secondo me dovrebbero cambiare lavoro, perché il servizio secondo me è la prima cosa in un locale, cioè io posso fare anche così e così, ma se io vengo trattata
trattata in un modo in cui mi fa passare la voglia di mangiare, là è una cosa gravissima. È gravissima, hai pienamente ragione, ragazzi. Io sono d'accordissimo, cioè io quante volte mi sono fatto male mangiate per qualche magari cameriere che è stato un po' scontroso, oppure qualche ritardo assurdo, oppure ma non penso sicuramente di cose che magari tu stesso puoi pensare essere tollerabili. È ovvio che stiamo parlando di cose gravi che purtroppo succedono. Sì, certo, e possono succedere perché, oppure che ti posso dire, se già mi arriva la pizza e ancora non mi è arrivata la birra, io evidentemente non avrò avuto tutte queste esperienze negative, non so. Ma perché ma forse non sei andato spesso a mangiare fuori? No, invece sì, ragazzi. Hai ragione Virginia, Benny per farlo venire a mangiare fuori è un terno all'otto. Ma che dici? Non è vero, assolutamente. No. Ma non come me, certo, tu molto di più di me, però... Dilla la verità. Sì, è possibile, evidentemente. Io ho un rapporto... molto più di voi, quindi lasciatemi sicuramente. Virginia è sicuro molto più di noi, quindi... Sicuramente. No, quindi, guarda, evidentemente la mia opinione, il mio giudizio è falsato da questo aspetto, evidentemente. In effetti certo. io mi fido assolutamente di Virginia da questo punto di vista. Benny, ma scusami, puoi dirmi, perché secondo me siamo verso la fine. Sì, infatti io direi di approcciarci adesso ai saluti, che in realtà sono non un addio, ma un arrivederci, perché io voglio mantenere questo contatto con Virginia. È stata, secondo me, una presenza brillante in questa puntata, caro Sonny. Sei d'accordo? Anche perché, e non è una cosa così scontata, non è una cosa così scontata. Esatto, anche perché è una cosa che dico spesso ai nostri ospiti, che comunque non è facile avere una bella parlantina con i tempi radiofonici, quindi brava Virginia, perché veramente la discussione è stata fluida, molto rilassante, molto fresca e soprattutto molto intrattenente per i nostri... Grazie, vi aspetto a Catania per continuare all'infinito la conversazione. Ma ci vedremo sicuramente a Catania. Io invito i nostri ascoltatori ad andare a seguire appunto la pagina di Virginia. Virginia, vuoi dirci le specifiche della pagina? Best Food in Catania. Ho l'immagine dell'arancino ad Aci Trezza, vicino al faraglione di Aci Trezza, in modo che così si crea quella sorta di effetto visivo, o la foto particolare, diciamo. Sì, credo che questa foto ormai sia diventata proprio ho mangiato pure quell'arancino, cari miei, e io ho mangiato il faraglione in tutto questo. Comunque, ragazzi, dopo questa perla io vi saluto. Vi invito chiaramente ad andare a visionare il bellissimo profilo coloratissimo, sgargiante della buona Virginia, della cara Virginia in questo caso, e quindi voi seguite sempre il podcast del Cactus. Ciao belli! Ciao Virginia, ciao, grazie. Ciao ragazzi. M'annoio, la TV in mano a dei vecchi del cazzo. Voglio star fresh e buttare quel telecomando. Fra metto in play Podcast del Cactus. ospiti succulenti, cultura, approfondimenti. Sì, Franzi, Massoni e Benny. Uno tsunami per aride menti. Podcast del Cactus. Podcast del Cactus. Podcast del Cactus. Podcast del Cactus. Ascolta Podcast del Cactus. Podcast del Cactus.